Bene, allora siamo qui appunto, come hai detto, nella sede della Fondazione ABC Study on Heart Disease. Si usa l'inglese perché la scienza ormai usa solo l'inglese, ma è una fondazione dedicata allo studio della malattia di cuore. E in questa fondazione seguiamo fondamentalmente ricerche scientifiche da più di 26 anni oramai. Tutto è cominciato tanti anni fa con la collaborazione degli ospedali di Padova, Adria, Bassano e Conegliano, e ancora questi centri tutti collaborano insieme. Qui la nostra ULSS ora ci ha dato questa bella sede per portare avanti le nostre ricerche scientifiche e ci dedichiamo allo studio della malattia di cuore. La prerogativa principale è che seguiamo i pazienti nel lungo termine. Mentre la maggior parte degli studi, per i motivi più disparati, tende a fare ricerche nel breve tempo, anche per avere risultati celeri, la nostra fondazione, che è puramente filantropica, non ha nessuno scopo di lucro, ha solo scopo scientifico, si dedica nel lungo tempo a seguire i pazienti per vedere che cosa accade, per vedere l'evoluzione, quando è benigna, quando non è benigna, quando il paziente ha un nuovo infarto, quando il paziente starà bene, quando il paziente ha complicanze e via di seguito. Questo gruppo di pazienti, che è fatto di circa 800 pazienti, 798 per l'esattezza, seguito da più di 26 anni come ho detto, rappresenta una delle casistiche probabilmente più lunghe a livello internazionale. I risultati sono stati pubblicati in più parti del mondo, a cominciare dalla Società Europea di Cardiologia alle società americane di cardiologia ed anche alla Cardiologia Nazionale, dove andremo fra 2 settimane a presentare alcuni dei nostri lavori. Lì siamo stati invitati insieme ai nostri allievi. Ora la nostra fondazione ha come collaboratori, accanto a me che sono il presidente, il fondatore, e la dottoressa Stefania Mastro Simone che è vicepresidente, si avvale di 2 cardiologi negli ospedali di Adria e Bassano per seguire i pazienti, contattarli, chiamarli e seguirli. Questo è un lavoro lunghissimo. E poi qui in sede abbiamo un'altra cardiologa, ricercatrice, che si dedica ai nostri lavori, 4 studenti di medicina, 2 stanno a Udine e 2 stanno a Padova. Poi abbiamo una data manager molto brava nella gestione dei dati ed anche una brava segretaria amministrativa che segue tutte le cose e tiene insieme tutte le cose gestionali della fondazione. Tutto questo lavoro, come potete immaginare, è impegnativo, non essendoci la finalità del lucro. Qui uno deve avere passione per portare avanti queste cose, però finché riusciamo a farlo, lo faremo senz'altro. E abbiamo anche il supporto, bisogna dire, istituzionale, non solo della cardiologia nazionale, della Società Europea di Cardiologia, ma anche il supporto della nostra, importantissimo, della nostra ULSS 2 di Treviso, della Marca Trevigiana, ed anche il supporto della Regione del Veneto, un supporto molto importante, ci ha molto aiutato sia a superare le difficoltà che si incontrano in questo tipo di lavoro, sia a portare avanti la ricerca scientifica vera e propria. Attualmente è il Dipartimento di Prevenzione di Treviso con cui abbiamo la collaborazione e portiamo avanti questi progetti. Accanto a questo, destinare il 5 per 1000 per chi ha la buona volontà alla nostra fondazione è un sostegno, è un aiuto a tutte queste ricerche. L'indirizzo principale, così per dire in modo semplice, l'indirizzo principale a cui il 5 per 1000 viene devoluto sono le borse di studio. Le borse di studio per i nostri allievi sono una roba a cui noi teniamo molto, molto importante. Poi ci sono le spese congressuali, le spese per la ricerca scientifica vera e propria, ma tutto quello che riceviamo dalle donazioni è investito al 100% nella pura ricerca scientifica. A lato di questa poi portiamo avanti progetti di prevenzione, ovvero anche in collaborazione con altri istituti o associazioni. Uno molto riuscito bene è stato con il Liceo Marconi di Conegliano Veneto, dove abbiamo impostato un progetto per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
a cominciare dalla giovane età, e poi anche con altre associazioni ed istituzioni. Una di queste che ci tengo di nominare, perché è ancora in atto in piedi adesso, è l'associazione Noi per Noi di Tarso, con cui abbiamo un'ottima collaborazione. Ecco, donare il 5 per 1000 alla nostra fondazione significa sostenere tutte queste attività.